Il progetto di ampliamento della struttura rimane sul tavolo, ma non nell'immediato futuro. Per portarlo avanti occorre un piano finanziario sostenibile e per questo l'amministrazione comunale di Chiavari concorda con il consiglio di amministrazione della fondazione. Sono le parole del sindaco Marco Di Capo, è intervenuto in occasione della presentazione del bilancio del Torriglia, la casa di riposo che sorge nell'area di Preli. E saranno proprio le aree adiacenti all'edificio, una delle zone nelle quali andrà a intervenire il nuovo PUC in fase di approvazione, a dare maggiore slancio al progetto. Ne è convinto il primo cittadino di Chiavari e lo stesso presidente della fondazione Monteverde. Nei mesi scorsi non sono mancate le tensioni tra i due, con le richieste di dimissioni più volte avanzate. Oggi una stretta di mano tra i due ha preceduto la presentazione dei dati del bilancio ad un anno dall'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione, nella quale è stato annunciato il ripiano del disavanzo per la gestione ordinaria e si è ovviamente parlato del futuro dell'istituto. Certo, la casa di riposo, no, prima di poter dare soddisfazione attraverso anche un ampliamento della struttura, bisogna che agisca con molta diligenza sotto il profilo della gestione del patrimonio, cioè non faccia scelte che possono compromettere il patrimonio della fondazione e quindi usare la massima diligenza in questo. Quindi io credo che riacquistando un po' di serenità anche nella valutazione di tutti questi aspetti, che sono aspetti delicati, si possa riuscire a ottenere un risultato che sia di comune interesse. Per fare fronte alle spese straordinarie, la Fondazione ha acceso un mutuo di 500.000 euro a cui riuscirà a fare fronte nei prossimi anni. 62 ad oggi gli ospiti della casa di riposo, numero massimo per la struttura, che a breve metterà in funzione altre 3 stanze per nuovi 8 posti. 7 invece gli anziani che sono alloggiati nella vicina comunità alloggio. Quasi una trentina invece gli operatori che lavorano nella realtà, che nell'ultimo anno ha puntato sempre di più sulla qualità dell'assistenza e nel coinvolgere le persone in attività all'interno e all'esterno della struttura. Il direttore sanitario, che ringrazio, la dottoressa Cecilia Gallo, ha dato penso una bella svolta proprio sotto il profilo anche di innovazione per quanto riguarda il servizio di animazione.